Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La trasmissione di oggi la stiamo conducendo a Matera, dove sono riuniti i più grossi organi associativi italiani per un meeting di grandissima importanza denominato GROW, che quindi si occupa delle problematiche generali dell'agroalimentare italiano e non solo italiane, e che quindi coinvolge tutti gli aspetti dell'agricoltura. È presente anche il ministro Centinaio e con lui la rappresentatività del governo. Abbiamo il piacere di intervistare in prima battuta il presidente Copagri, Franco Ferrascina, al quale vorremmo chiedere il senso del suo intervento introduttivo, che noi abbiamo molto apprezzato e cui ha fatto riferimento alla competitività dei prodotti agroalimentari domestici e anche non domestici, e soprattutto ha fatto riferimento ad alcune criticità, come quelle infrastrutturali o come quelle della burocrazia. Ci vuole dire il senso del suo intervento introduttivo? È semplice, cioè nel senso, io dico che le risposte che noi dobbiamo dare alle aziende sono quelle risposte che devono andare in direzione del giusto prezzo e della giusta redditività, per evitare che queste aziende continuino a chiudere. Quindi dargli ulteriore speranza, dicendogli continuate perché è su questa strada che dobbiamo andare. Ma queste sono le chiacchiere, poi dalle chiacchiere bisogna passare ai fatti. E i fatti sono che io la redditività dove la vado a trovare? Sul mercato, non ci sono altre strade. E sul mercato, quale mercato? Sì, è importante il mercato domestico, è importante il mercato nazionale, ma il mercato reale oggi è quello globale, è quello mondiale, che si sta sempre più appunto globalizzando. E quindi io, per andare in questa direzione, devo tener conto che devo essere competitivo su quel mercato, e tutto deve andare sì sulla qualità dei nostri prodotti, perché i produttori italiani producono prodotti di qualità, ma deve andare ben oltre. Cioè, nel senso, io devo agevolare queste aziende in modo da poter competere su quel mercato. E per fare questo io devo andare a vedere quali sono le criticità. E tra le criticità più importanti che noi dobbiamo affrontare, che poi possono diventare delle potenzialità, e questo è lo spirito dell'evento che noi stiamo facendo per il Sud oggi a Matera. Stavo dicendo quali sono queste. Dobbiamo cercare di lavorare su tutto un discorso di infrastrutture, perché se una fragola mi parte dal Cosentino o dal Metapontino, quindi dalla fascia ionica, dove siamo stati i primi a fare le fragole, e mi arriva su un mercato dopo 20 ore, mentre il nostro maggior competitor della Spagna, ad esempio, mi arriva dopo 3-4 ore. Se io per portare quella fragola mi costa di €1 a chilo di trasporto e a quello della Spagna è di 30 centesimi, di che cosa stiamo parlando? E allora perché questo? Perché mancano le infrastrutture, sia quelle viarie. Io facevo l'esempio dei dati che ci sono stati forniti dall'ANAS, sono dati reali. Erano stati stanziati 16 miliardi per opere da cantierizzare per il livello stradale in Italia, e di queste, badate bene, circa 10 riguardavano il meridione italiano, il sud. Mi pare la Calabria stavamo intorno a 1 miliardo, a 1,4 miliardi. Beh, sono stati bloccati. Perché sono stati bloccati? Intoppi burocratici. Possiamo rispondere ancora in questo modo? Allora c'è un governo che è il governo del cambiamento, incominciamo a dire basta alla burocrazia, andiamo a programmare. Questo è un paese che deve capire cosa vuol fare per i prossimi 20 anni.
Non possiamo andare alla politica del giorno per giorno. Noi dobbiamo programmare il tutto perché gli altri stanno programmando, altrimenti chiuderemo le nostre attività e chiuderemo le nostre aziende. Presidente, lei faceva riferimento a queste strutture mancanti soprattutto al Mezzogiorno d'Italia, che sono le strutture fisiche, ma non crede che alla luce di quello che diceva lei, alla ricerca della competitività internazionale, quindi sui mercati anche lontani, occorre anche una infrastruttura digitale maggiormente aggiornata, ammodernata, soprattutto nelle zone del sud? No, noi quando parliamo di infrastrutture materiali e immateriali. Quindi anche quelle digitali? Digitali, di connessione. In molte aree manca proprio la connessione. In molte aziende, se io vado in alcune aziende, mi rendo conto che addirittura c'è il telefonino che non prende, c'è assenza di campo. Possiamo competere così sul mercato, quindi dobbiamo investire anche in questo. Il Sud non è il terzo mondo e il Sud è quello che può dare nuova linfa a questo Paese. Abbiamo il piacere di avere con noi stamattina qui a Matera, nel corso di questo importantissimo meeting delle associazioni dei produttori agroalimentari italiani, Denis Pantini, che è il responsabile dell'area agroindustriale alimentare di Nomisma, il quale ha svolto un'interessantissima relazione indicando alcune criticità legate all'agroalimentare italiano. In particolar modo, dopo una premessa positiva dicendo che è in ripresa l'agroalimentare italiano, ha però evidenziato un gap molto importante fra la ripresa dei consumi al nord e la ripresa dei consumi al sud. Noi siamo un'emittente televisiva che opera al sud e quindi siamo molto interessati al discorso agroalimentare meridionale. Allora ci vuole sintetizzare quali sono le cause di questa mancata crescita dell'agroalimentare italiana del sud rispetto a quella del nord e che cosa poi si può fare in relazione all'analisi di queste criticità? Spezziamo una lancia a favore del Sud innanzitutto. La crescita c'è stata e c'è anche al Sud per alcuni prodotti, ad esempio, che non ho fatto vedere ma che vi dico qui direttamente, come il vino. Negli ultimi 5 anni c'è stata una maggior crescita delle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord, però è anche vero che per altri prodotti come l'olio d'oliva o gli agrumi o l'ortofrutta noi soffriamo di una concorrenza più agguerrita da parte degli spagnoli, ad esempio, che possono giocare la loro competitività su tanti altri fattori, primi tra cui anche le infrastrutture, e sicuramente il Sud Italia da questo punto di vista è molto carente, anche in un confronto col Nord Italia. Lo guardavamo prima, praticamente al Sud ci sono 14 chilometri di infrastrutture viarie, strade, autostrade, ferrovie a ogni 100 imprese agroalimentari. Al Nord-Ovest siamo a 40 chilometri, quindi questo fa capire fondamentalmente come i nostri prodotti, in particolare del Sud Italia, per raggiungere i mercati di consumo spendono di più e quindi sono meno competitivi rispetto agli altri. E questa è una cosa che dispiace molto per i produttori meridionali perché sono i titolari di produzione di eccellenza, alcuni prodotti meridionali sono di assoluta eccellenza, quindi dovrebbero avere questa competitività. Lei non crede che attraverso anche un miglioramento della struttura digitale, quindi della informatizzazione delle imprese agroalimentari meridionali si possano raggiungere mercati più lontani e quindi cercare un po' di fare scendere questo gap recuperando competitività? Assolutamente sì, diciamo che dal punto di vista digitale rispetto alle infrastrutture fisiche il meridione soffre meno rispetto alla media italiana, un po' perché ci sono dei progetti della banda ultralarga che stanno crescendo anche al sud grazie anche a dei fondi strutturali che possono fare questo, però non dimentichiamoci poi come una volta avviata anche la digitalizzazione il prodotto materialmente deve essere spostato, quindi bene la digitalizzazione per far conoscere i prodotti anche al di fuori del nostro paese e per raccogliere ordini ad esempio di acquisto, ma poi resta sempre il problema che questi prodotti vanno consegnati ai consumatori e come tali si ritorna sul discorso delle infrastrutture fisiche. Queste infrastrutture, io per far capire ai nostri telespettatori calabresi, perché siccome noi siamo anche titolari di un porto importantissimo, quello di Gioia Tauro, oltre naturalmente all'aeroporto di Lamezia Terme, è ovvio che sono delle infrastrutture limitate, anche la viabilità è limitata, anche quella ferroviaria è limitata, ma
diciamo, si potrebbe in qualche modo pensare a qualcosa che possa rimuovere questi ostacoli e cercare di favorire la competitività dei prodotti, soprattutto calabresi? Beh, diciamo che fondamentalmente il fatto di avere queste infrastrutture è un punto potenzialmente di forza. Poi è chiaro che riuscire a collegare le infrastrutture portuali con la rete viaria interna risulta essere l'altro grande sforzo che deve essere ancora più portato avanti, perché, ripeto, noi possiamo avere degli ottimi porti che possono portare i nostri prodotti in giro per il mondo, ma poi se non abbiamo il modo di collegarli con le imprese dell'entroterra rispetto a queste infrastrutture resta sempre un problema, per cui sicuramente se dovessi indicare alcune, non dico soluzioni, ma punti o consigli per migliorare la competitività di queste regioni, si tratta anche di valorizzare ciò che abbiamo, investire dove manca attraverso anche i fondi pubblici che ci sono, perché l'Europa ce li mette a disposizione, e poi creare delle sinergie anche tra i diversi operatori, che spesso non vengono fatte queste sinergie. In ultimo volevo chiederle qualche cosa circa la possibilità di migliorare l'innovazione anche al Sud attraverso la rete di ricerca. Io non lo so se voi come Nomisma vi siete occupate anche di analizzare questo tipo di aspetti, ma vorrei sapere se effettivamente c'è un gap, perché c'è, questo lo sappiamo, nella ricerca in agricoltura al Sud rispetto al Nord, in particolare proprio in alcune regioni del Sud, fra queste proprio la Calabria e la Basilicata dove ci troviamo. Secondo le indagini e gli studi che fate voi per Nomisma, avete delle considerazioni da fare a questo riguardo? Devo dire che ultimamente non ci siamo occupati di questa tematica, però un punto di vista personale lo posso esprimere, nel senso che questa mancanza o ridotta ricerca nel campo agroalimentare, ma non solo al sud ma al nord e diciamo in Italia in generale, è un punto molto problematico, perché soprattutto per alcune produzioni, penso ad esempio all'ortofrutta, quindi ad alcune varietà, la ricerca di innovazione varietale forse rappresenta proprio quella chiave di volta che può dare una competitività maggiore ai nostri prodotti. Mancando questa è chiaro che facciamo fatica a stare sui mercati. Noi questa trasmissione si occupa di agricoltura in generale, si chiama agricoltura, però diciamo, l'aspetto che maggiormente trattiamo è quello dell'olio d'oliva, perché noi siamo, diciamo, recentemente abbiamo avuto anche l'IGP Olio di Calabria, abbiamo il consorzio di tutela e stiamo facendo di tutto per promuovere questa produzione. Purtroppo ci troviamo in grande difficoltà allora anche sui mercati nazionali, perché abbiamo delle concorrenze, diciamo, a volte anche sleali, non solo dei paesi nordafricani ma anche di paesi europei facenti parte della comunità, come per esempio la Spagna, tanto per non fare nome. Ecco, che cosa potremmo effettivamente fare e richiedere per cercare di superare questo gap? Qui occorre fare investimenti soprattutto tipo promozionale, perché una recente ricerca che abbiamo fatto sull'olio d'oliva in giro per il mondo ha mostrato come l'Italia e quindi anche le diverse regioni italiane abbiano una buona potenzialità nei confronti del consumatore estero. Il problema è che, come accade per altri prodotti, la Spagna arriva prima e arriva con dei prodotti più standardizzati, più facili da capire. Sull'olio d'oliva la qualità italiana è comunque riconosciuta, penso ad esempio al mercato giapponese, di cui abbiamo fatto uno studio proprio la settimana scorsa, dove è vero che si consuma più olio spagnolo, ma nell'immaginario collettivo del giapponese al primo posto come qualità c'è quello italiano. Quindi noi dobbiamo continuare sulla strada di far capire che i nostri oli sono più buoni, fondamentalmente. Costano di più perché appunto hanno una qualità più alta, però noi dobbiamo sforzarci di farlo capire e di farlo promuovere, perché altrimenti restiamo sempre un paese che ha i prodotti più buoni del mondo, ma tocca mangiarseli lui. Da questo importante meeting GROW che si sta svolgendo a Matera, in Basilicata, in presenza del Ministro Centinaio e di tutte le organizzazioni associative più importanti italiane, abbiamo con noi Massimiliano Gianzanti, che è il Presidente di Confagricoltura, al quale vorremmo chiedere, diciamo, qual è la sua analisi rispetto alle relazioni che sono state fatte stamattina e che riguardano la situazione agroalimentare italiana. Ma emerge un quadro evidente con tante luci e anche molte ombre. Un'agricoltura italiana che va molto bene, un'agricoltura italiana di successo, un'agricoltura italiana copiata nel mondo,
ma un'agricoltura italiana non così competitiva come noi tutti vorremmo. Quali sono le cause di questa mancanza di competitività? Fondamentalmente le infrastrutture. Abbiamo oggi dei costi di produzione che risentono molto di carenze infrastrutturali che riguardano le strade che sono quelle che sono, sistemi aeroportuali non in linea con la modernità che oggi esprime l'Europa, sistema portuale che non ci permette di essere competitivi come altre zone dell'Europa stessa. Il porto di Rotterdam o di Amburgo oggi ha delle tariffe molto più basse rispetto ai nostri. E in tutto questo che cosa succede? Succede che poi questi spazi che non riusciamo a cogliere vengono presi da altre nazioni. Eravamo leader mondiali nella produzione di olio d'oliva ed ortofrutta, oggi gli spagnoli ci hanno superato. E se non vogliamo subire altri sorpassi è evidente che dobbiamo cambiare rotta. Una grande politica per le infrastrutture, soprattutto per il sud Italia, perché il nord comunque soffre, ma il nord produce il 65% della produzione nazionale agricola e questo sta a dimostrare come il sud Italia purtroppo a causa proprio di queste carenze infrastrutturali non riesce a essere così produttivo come il nord. Quindi un nuovo e moderno sistema infrastrutturale per il sud, un nuovo e moderno sistema anche di digitalizzazione dell'agricoltura di tutta l'Italia. Per essere competitivi oggi bisogna essere digitalizzati. La digitalizzazione sarà la terza rivoluzione in agricoltura dopo le macchine e la chimica, ma per poter essere digitalizzati ci vogliono le reti. E quindi anche qui uno sviluppo delle reti infrastrutturali, il portare il 5G nelle campagne del sud Italia sarà fondamentale, se crediamo ad un importante comparto dell'economia nazionale, quello dell'agricoltura. Senta, noi siamo una emittente calabrese, quindi diciamo, ci occupiamo molto dei prodotti meridionali che sono anche prodotti di eccellenza dal punto di vista salutistico, dal punto di vista anche dell'immagine dell'Italia nel mondo, a cominciare dall'olio d'oliva che è diciamo, un aspetto molto importante per noi. Ma io volevo chiederle, diciamo, a parte le considerazioni che già ha fatto circa l'olio e la competitività dell'olio, ho rilevato dalle relazioni di questa mattina come i consumi siano in incremento in generale, però siano molto più significativi al nord rispetto al sud e questo indipendentemente dalle infrastrutture, perché i consumi sono i consumi, quindi come tale che cosa potrebbe fare il sud a livello imprenditoriale ma anche a livello istituzionale per cercare di superare questo gap? Ma innanzitutto c'è un tema di paese, situazione paese. Quando il PIL è prossimo allo zero, è una regola della matematica, tutto ciò che si moltiplica per zero, qualcosa prossimo allo zero sempre zero fa. La situazione economica non è delle più rosee, è evidente che i cittadini alla fine del mese stringono la cinghia e la stringono soprattutto nelle zone del centro-sud dove il valore aggiunto, dove il reddito è notoriamente più basso rispetto al nord Italia. Siamo in un contesto generale di riduzione dei consumi, e questo deve farci riflettere. Innanzitutto certamente c'è un modo di approcciare la spesa diverso rispetto al passato, finita l'epoca dello spreco. Oggi siamo tutti molto più attenti, ma non per questo ovviamente nei dati poi che cosa emerge in maniera chiara, che comunque molti cittadini fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. In questo c'è bisogno di una forte azione di politica economica e sociale da parte del governo, andando a individuare quelle che dovranno essere politiche per la crescita del sistema paese. Se non ci mettiamo in testa che il nostro sistema paese deve crescere con regimi di PIL superiori al 3%, è evidente che queste situazioni di difficoltà oggi al sud si piano piano dirameranno anche verso il nord Italia. Abbiamo bisogno di politiche per la crescita seria che mettano al centro i temi della fiscalità, del costo del lavoro. Oggi le imprese vogliono produrre di più, vogliono assumere di più, ma molto spesso non è possibile per a causa dell'alto costo della fiscalità e della previdenza a carico dei lavoratori. Quindi il tema del cuneo fiscale oggi è più che mai centrale, le imprese sono pronte a assumere, a far lavorare meglio e anche a retribuire meglio, ma abbiamo bisogno però che lo Stato si metta in testa che c'è bisogno di ascoltare le imprese. Dunque, per quel che riguarda diciamo, la ricostituzione della competitività di questi prodotti agroalimentari, soprattutto quelli del sud, abbiamo parlato di infrastrutture sia fisiche che digitalizzate e quindi si può immaginare la conquista di mercati lontani. Allora dovremmo parlare di mercati diciamo, non più a chilometro zero ma a chilometri magari illimitati per i nostri prodotti. Chi ha proposto in questi anni un modello agricolo, un modello economico a chilometro zero era a cervello zero. Se oggi abbiamo questi risultati dell'economia è frutto di scelte politiche economiche sulle politiche agricole totalmente scellerate e sbagliate. Confagricoltura lo diceva allora, se oggi si parla di competitività vuol dire che Confagricoltura è riuscita a dimostrare in questi anni che la strada intrapresa era sbagliata. Bisogna iniziare a ragionare in un'ottica mondiale. Siamo in compagnia
di Ivanova Condio, che è il presidente della Federalimentare Italiana e che ha presenziato e anche effettuato un interessantissimo intervento durante i lavori di questo meeting che si svolge oggi a Matera. Sono state individuate delle criticità per lo sviluppo dell'agroalimentare italiano a livello domestico e anche a livello internazionale. Lei condivide le analisi che hanno fatto anche... Sì, condivido, le osservazioni critiche sono tutte osservazioni da condividere, soprattutto sulle infrastrutture, anche su quelle digitali. Quello che è mancato secondo me e che ho cercato di sottolineare è la non sottolineatura anche degli aspetti, voglio dire, positivi di questo sistema agroalimentare. È vero che il Sud soffre di più, ma è vero che anche il Sud dà comunque un grande contributo ad una crescita importante. Oggi in questo paese, oltre ad essere la seconda manifattura del paese, siamo anche l'unico sistema che va avanti e non indietro, perché i numeri dicono questo, i numeri dicono che negli ultimi 10 anni abbiamo cresciuto l'esportazione dell'83%, quindi un numero straordinario, e dicono anche che la nostra esportazione è un'esportazione di un prodotto di nicchia, di elite, che dà una grande contribuzione al valore aggiunto dei nostri prodotti. Questo è estremamente importante. Purtroppo poi a livello domestico, a livello paese invece le cose non vanno in questa maniera, e ho cercato di dire quelle che sono secondo me le criticità che non permettono ai consumi, non dico di crescere, ma di non andare indietro, perché i consumi domestici vanno indietro. Questi incrementi dei consumi però vanno avanti in maniera dicotomica, al nord sono più significativi, al sud un po' di meno. Che cosa si potrebbe fare per incrementare i consumi anche dei prodotti alimentari del sud, che sono prodotti di grande eccellenza per alcuni aspetti? Noi per esempio ci preoccupiamo in questa trasmissione soprattutto di olio, e noi produciamo oli di grande qualità sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista salutistico, nutrizionale eccetera, però avremmo bisogno di incrementare e anche avremmo bisogno di un'immagine, di una reputazione. Ma guardi che la reputazione, io credo che noi dobbiamo anche finirla di farci del male. Guardi che io parlo con cognizione di causa. All'estero il nostro prodotto, anche l'olio, è un prodotto riconosciuto di grande qualità e soprattutto di grande serietà e soprattutto di grande sicurezza. Quello che mancano sono i consumi dentro il nostro paese per una serie di ragioni. Che se vuole glielo posso anche dire, c'è una grande responsabilità anche dell'informazione. Io sto parlando adesso di una televisione, quindi non mi faccio del bene. Settimanalmente si assiste a trasmissioni che spaventano il consumatore italiano. Detto questo, io rimango comunque profondamente ottimista. Ci sarebbe bisogno che dia più aggregazione, questo sicuramente, è uno sforzo che dobbiamo fare. Però questo riguarda tutto il paese, sa? Non riguarda solo il nostro sistema. È un paese divisorio, un paese che si divide su tutto, è un paese che ha grande capacità di farsi del male, però un paese che nonostante tutto, insomma, teniamo. Il volante lo stiamo tenendo e siamo abbastanza invidiati anche nel mondo, soprattutto per il nostro settore. Io voglio essere ottimista, fermo restando che le criticità che sono state elencate sono tutte vere, però abbiamo una grande capacità di inventiva e una grande capacità di uscire dai momenti difficili. Questo è sicuramente un momento difficile, soprattutto per tutto il paese e il Sud ancora di più, perché come sempre vede chi paga il conto è sempre il più debole e il Sud oggi è estremamente più debole. Però piangersi addosso non serve. Io se posso fare un po' di polemica e poi è costruttiva, non è distruttiva, cioè io oggi ho sentito solo delle lamentele giuste, delle osservazioni giuste, ma delle proposte innovative non ne ho sentite. Bisogna che incalziamo la politica anche con delle proposte, non è sufficiente dire quello che non va. Io capisco che questo è un discorso un po' coraggioso, fatto soprattutto in questa sede, però ahimè è quello che penso. In altre parole, dare risposte e soluzioni ai problemi, questo è tutto. Una nota d'ottimismo sicuramente la possiamo considerare quella di stamattina, il fatto che le più grosse organizzazioni siano insieme proprio sotto la sigla Agro Insieme, quindi quello che diceva lei in qualche modo ci può essere di incoraggiamento. Però ovviamente occorrono anche le soluzioni ai problemi
A noi dispiace soprattutto che al sud, malgrado avessimo anche grandi strutture, anche grandi infrastrutture, tipo per esempio il porto di Gioia Tauro, non riusciamo poi effettivamente a svolgere il nostro ruolo. Sì, questo è vero, però non è sufficiente, a mio parere, come devo dire, dare la responsabilità a tutto il governo o tutto il sistema di governo del paese. Qualche volta bisogna anche, come dico ai miei, agli imprenditori, agli industriali del nostro settore, dico che bisogna che cominciamo a alzare la testa dal basso. Non è sufficiente lamentarci, bisogna che soprattutto la parte, faccio un discorso un po' impegnativo, bisogna che l'elite, intesa come quella classe imprenditoriale e anche nel mondo agricolo che c'è, illuminata, gente che hanno delle idee, avuto delle idee straordinarie, delle bellissime aziende, cominciano a stare meno in casa, fra virgolette, e più a partecipare alla vita sociale, cioè a dare un contributo di idee. Io vedo troppa sfiducia e quindi anche chi è in grado oggi di dare delle idee, di portare dei consigli importanti per uscire da questo pantano, perché oggi siamo in un pantano, deve fare la sua parte. Oggi essere elite non è solo, come devo dire, un beneficio, ma anche una responsabilità verso i figli nostri e verso i nipoti che verranno. Bisogna che anche la parte industriale e la parte più acculturata del paese, la parte che ha dimostrato più capacità, sia nelle condizioni di dare un contributo. Vedo invece che siamo assenti e c'è un po' di sfiducia e questo non va bene. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo a Matera nel corso dello svolgimento dei lavori di questa grande meeting GROW. Al dottor Giorgio Mercuri, presidente delle cooperative agroalimentari, vorrei chiedere l'importanza di stare insieme. Infatti l'organizzazione sotto questo logo Agro Insieme, che raccoglie l'istituzione CIA, l'istituzione Confagricoltura, Copagri, oltre naturalmente alla vostra associazione delle cooperative, può essere un segnale di speranza, un segnale di ottimismo per la risoluzione dei problemi che abbiamo sentito sono molto gravi. Ma guarda, per troppo tempo l'agricoltura è stata divisa su ideologie che avevano altri motivi di esistere. Oggi parliamo di agricoltura, parliamo di agroalimentare, parliamo della nostra agricoltura fatta da agricoltori che hanno tutti lo stesso problema. Innanzitutto valorizzare bene i loro prodotti, poi trovare opportunità per far sì che le norme che vengono messe in atto siano a tutela dei nostri produttori. Non possiamo immaginare che su questi aspetti ci siano organizzazioni che abbiano posizioni diverse e siano divise. AgriInsieme è nata come coordinamento proprio per far sì che la posizione del mondo agricolo sia compatta su quelle che sono le scelte anche politiche e istituzionali, sia a livello nazionale che europeo, alla tutela degli agricoltori. Chi pensa ancora oggi che stare divisi è una forza significa che non sta lavorando per gli agricoltori ma sta lavorando per se stessa e quindi questa non è un'occasione per potersi dividere. Naturalmente il mondo della cooperazione è per sé un mondo aggregato, poterlo fare con le altre organizzazioni di rappresentanza è una cosa per noi, è un valore aggiunto che aggiungiamo a quello che già facciamo e tutto questo può servire sicuramente a tutelare meglio il nostro Made in Italy sia a livello nazionale che a livello europeo. Noi meridionali in generale e calabresi in particolare abbiamo una particolare attenzione verso l'olio extravergine d'olivo, poi soprattutto noi in Calabria adesso abbiamo ottenuto l'IGP olio di Calabria, però purtroppo abbiamo ancora delle difficoltà di mercato a piazzare questo prodotto, un po' per le carenze infrastrutturali, come è stato detto stamattina, sia di carattere fisico sia di carattere digitale e un po' anche perché non riusciamo effettivamente a spingere questo prodotto a livello proprio dello stare insieme, quindi della concentrazione dell'offerta. Lei ritiene che su questi grandi temi il fatto di stare insieme di grandi imprenditori e non solo i grandi imprenditori, tutti gli imprenditori agricoli, in particolare questi olivicoli, possano effettivamente risolvere questi problemi, soprattutto per il sud, dove abbiamo visto che c'è un gap rispetto al nord in tutti i campi, compreso quello dell'aumento dei consumi.
Ma sicuramente allora, su questo settore, il settore dell'olio, siamo arrivati un po' in ritardo, forse troppo in ritardo rispetto anche a capire che dobbiamo valorizzarlo e lo dobbiamo valorizzare noi direttamente. Per troppi anni ci siamo preoccupati di produrre le olive, di trasformarle, di venderli a grandi marchi che erano nazionali. Quei marchi nazionali oggi sono marchi spagnoli. Questi marchi spagnoli hanno occupato spazio con oli che non sono sicuramente qualificabili come i nostri, perché i nostri sono prodotti di eccellenza, quelli sono prodotti cosiddetti di aggiunta al consumo, non possono essere comparati ai nostri. Tutto questo però ci fa partire da un gap che è quello che oggi ci sono sullo scaffale, prodotti che naturalmente sono da un punto di vista competitivo del prezzo molto più competitivi dei nostri. Tutto questo naturalmente non ci deve scoraggiare, ci deve mettere nelle condizioni di dire ok, siamo partiti in ritardo, dobbiamo riacquistare un mercato che abbiamo ceduto ad altri e hanno gestito gli altri fino ad oggi, lo dobbiamo fare con la consapevolezza però che se partiamo male anche questa volta non ci avremo una seconda chance, perché partire male significa, se ognuno pensa di imbottigliare il proprio olio e metterlo sullo scaffale, non ci si arriva. Bisogna mettersi insieme, aggregarsi, creare strutture che abbiano una massa critica tale da poter offrire al mercato quel quantitativo necessario affinché poi chi lo compra da noi possa mantenere la continuità sullo scaffale, seppur a prezzi più alti. In compagnia di Dino Scanavino, che è il presidente della CIA e che fa parte di questo logo nuovo che si chiama Agroinsieme, che comprende naturalmente, oltre alla CIA, anche Confagricoltura, l'Alleanza delle Cooperative e Copagri. Quindi diciamo, questa organizzazione che ha organizzato questo meeting stamattina di grandissimo interesse ci dà anche delle speranze che questo poter stare insieme possa essere importante alla fine delle risoluzioni dei problemi dell'agroalimentare italiano. Sicuramente fare fronte comune, cioè condividere, confrontarci tra rappresentanze e unitamente alla cooperazione dà più forza alla rappresentanza agricola. Noi andiamo dal Ministro, dal Presidente del Consiglio e rappresentiamo la maggioranza dell'agricoltura italiana, anche di quella trasformata, avendo assieme tutti i gruppi cooperativi, anche quelli che fanno fatturati molto importanti. Pensi che il primo produttore di vino in Italia e il terzo o quarto in Europa è una cooperativa, il Gruppo Italiano Vini, è tra i 10 più grandi gruppi per fatturato al mondo e quindi noi rappresentiamo anche questo segmento. Poi rappresentiamo i tanti produttori piccoli, piccolissimi, quelli che vivono nelle aree rurali più interne, quelli del sud, che scontano le difficoltà della qualità della vita nelle aree rurali, no? E quindi ho parlato oggi di viabilità non solo in relazione alle merci, ma anche in relazione alle persone. I giovani che si insediano in un'area interna del centro, del sud Italia, ma anche del nord, devono poter raggiungere le università, i luoghi di svago, di cultura. Matera è la capitale della cultura 2019 europea, ma i diritti dei giovani che vivono appena fuori Matera, nelle aree rurali del Materano, della Puglia, della Calabria, non hanno gli stessi diritti di quelli che vivono in città metropolitane per acculturarsi e questo non è giusto. Noi riteniamo che le rappresentanze degli agricoltori debbano parlare di reddito, ma debbano parlare anche di diritti, di qualità della vita e debbano candidarsi a rappresentare tutti i cittadini delle aree rurali agricole, perché il sistema agricolo sta assieme se le aree rurali vivono. Ecco, infatti noi siamo un'emittente televisiva meridionale, calabrese, quindi siamo particolarmente sensibili ai problemi che riguardano il Sud. Abbiamo sentito che c'è già un gap notevole tra Nord e Sud sotto tutti i punti di vista, compresi quelli degli aumenti dei consumi. E c'è una ripresa dei consumi nell'agroalimentare, però quella del Sud è molto più lenta rispetto a quella del Nord. E sono state individuate anche le cause, quelle a cui faceva riferimento anche lei, per esempio la situazione infrastrutturale, sia fisica che digitale, diciamo. Ecco, a questo riguardo che cosa effettivamente può fare, diciamo, le organizzazioni associative, quelle che si associano per fare insieme non solo stimolare le istituzioni, a mettere in atto delle politiche idonee allo svolgimento di questi
di queste politiche appunto, ma anche direttamente i produttori piccoli che cosa possono fare per migliorare la situazione in questo senso? Intanto per distinguere, noi abbiamo produttori piccoli che vanno nel mercato perché trasformano le loro produzioni anche in piccole quantità, ma conquistano mercati a volte anche internazionali. Noi abbiamo come CIA un ufficio di sostegno all'internazionalizzazione che accompagna sulle fiere, che si relaziona con l'Istituto del Commercio con l'Estero, che prende contatti con buyer, importatori, società di agevolazione. Poi ci sono tanti produttori che producono materia prima, grano, olio, olive, frutta. E con questi noi stiamo tentando percorsi di aggregazione attraverso la cooperazione, non solo, anche reti di imprese, consorzi che aumentino il loro valore contrattuale rispetto alla grande distribuzione o alla trasformazione o all'industria del confezionamento. Non sempre è utile arrivare al mercato direttamente, a volte è meglio passare per l'intermediazione di chi sa trasformare, confezionare e vendere, però il potere negoziale deve aumentare. Aumenta aggregando l'offerta e facendosi sostenere da chi è preposto, essendo la rappresentanza nella negoziazione. Abbiamo con noi stamattina il Ministro Gianmarco Centinaio, Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, oltre che del turismo, che è qui a Matera in questo importantissimo meeting riguardante gli aspetti agroalimentari. Nel corso della mattinata abbiamo ascoltato delle relazioni in cui si sono stigmatizzati alcuni punti, alcune criticità delle filiere agroalimentari che sono di grande ostacolo allo sviluppo dell'agricoltura italiana, a cominciare dalla situazione infrastrutturale per continuare a quella burocratica e a quella dell'innovazione tecnologica. A livello istituzionale il Ministero come pensa, quali politiche pensa di mettere in atto per la soluzione di queste criticità espresse stamattina? Beh, sicuramente noi stiamo lavorando per cercare di coinvolgere maggiormente il Ministero delle Infrastrutture, perché poi quando si parla di infrastrutture fisiche pensiamo ai porti, pensiamo agli aeroporti e pensiamo alle autostrade e alle ferrovie. L'obiettivo è quello di lavorare insieme al MIT per poter aumentare e migliorare l'offerta. Oggi come oggi noi abbiamo alcuni obiettivi, che è quello sicuramente delle nuove tecnologie, lavorare sulle nuove tecnologie per permettere agli agricoltori di poter essere al passo con i tempi e per permettere ai nostri agricoltori di poter esportare il più velocemente possibile, anche sulle piattaforme online. Molto spesso si parla di 5G, si parla di blockchain, ma ci sono alcune zone del nostro paese dove non funziona il telefonino e quindi il lavoro che dobbiamo fare è un lavoro partendo dall'ABC ed è un lavoro importante e che ci viene chiesto dall'agricoltura, dal mondo dell'agricoltura. E poi l'obiettivo che abbiamo è quello sulle infrastrutture irrigue. Abbiamo messo a disposizione del Sistema Italia 1 miliardo di euro di opere immediatamente cantierabili e l'obiettivo che abbiamo è quello di velocizzare il più possibile i lavori. Perché? Perché ci sono dei momenti durante l'anno dove c'è tanta acqua e quindi c'è la possibilità di trattenerla, e dagli altri momenti, soprattutto al sud, dove di acqua ce n'è molta meno e quindi dobbiamo lavorare. Prendendo come esempio un paese che non è molto distante da noi, Israele. Israele ha pochissima acqua e riesce, ottenendo attraverso le nuove tecnologie la possibilità di utilizzare al meglio l'acqua a disposizione. Senta, nel corso di queste relazioni stamattina pure si è messo in rilievo la differenza che c'è fra l'incremento dei consumi agroalimentari tra nord e sud, indicando un gap geografico, per così dire. Questo è doppiamente handicappante per le imprese agricole meridionali, perché ovviamente oltre alle difficoltà infrastrutturali a cui lei si riferiva esiste anche questa più bassa crescita dei consumi. Che cosa si potrebbe fare a livello di politiche nazionali per superare questo gap?
Sicuramente ragionando insieme alle aziende e cominciando a portare i nostri prodotti all'estero il più possibile. Stiamo facendo degli accordi a livello internazionale per permettere alle nostre aziende di attraversare da un lato il Mediterraneo, ma arrivare in Cina, arrivare in Giappone, arrivare in America e di conseguenza il lavoro che stiamo facendo è quello di ovviare alla mancanza di richiesta da parte del mercato interno con le esportazioni. I nostri prodotti sono prodotti di altissima qualità, di altissimo livello, basta semplicemente mettere le nostre aziende nelle possibilità di poter esportare. Ministro, un'ultimissima domanda che riguardante, siccome si è fatto riferimento all'innovazione, al mondo della ricerca, soprattutto la ricerca in agricoltura. Volevo chiederle qual è la politica nazionale, per esempio sul CREA, al quale noi siamo particolarmente sensibili per lo sviluppo e l'innovazione in Calabria, così come nel Mezzogiorno. Noi col CREA stiamo lavorando, abbiamo messo un commissario, considerato che erano successe dei guai giudiziari al Presidente, abbiamo messo un nuovo commissario, sta lavorando per migliorare l'offerta da parte del CREA, contemporaneamente sulla ricerca e soprattutto sulla formazione. Insieme al Ministro Bussetti abbiamo lanciato una task force dove lavoreremo per far sì che dalle scuole superiori fino ad arrivare al mondo accademico, all'università, si debba lavorare nel migliore dei modi per creare la nuova classe dirigente dell'agricoltura del futuro. In conclusione, a questo meraviglioso e interessantissimo meeting GROW organizzato da AgriInsieme, che è un insieme di sigle molto importanti per l'agroalimentare italiana che raggruppano la Confagricoltura, la CIA, la Società delle Cooperative e Copagri. Facciamo trarre le conclusioni al Presidente Magliocchi. Noi ci troviamo nel centro storico di Matera dove si è svolto questo meeting e abbiamo alle spalle i famosi sassi che rendono questa città particolarmente interessante, che come sappiamo è anche la città capitale dell'Europa per il 2019. Quindi una città culturalmente evoluta dove si svolgono questi incontri e queste cose. Allora Presidente, che cosa ci può dire in merito alla conclusione di questi lavori e quali sono le idee le conclusioni che lei ha tratto da queste relazioni di stamattina? Oggi abbiamo assistito a una giornata importantissima per il mondo agricolo italiano, perché questo appuntamento vede insieme le tre organizzazioni di categoria, Copagri, CIA, Confagricoltura, abbinata anche all'alleanza delle cooperative, e qui oggi si è discusso dei problemi che soffre la nostra agricoltura, cioè i problemi della comunicazione, i problemi dell'acqua, i problemi della redditività delle aziende, e diventa la cosa molto importante. E l'altro aspetto più importante è che il dialogo si è svolto tra il nostro Ministro e direttamente con le aziende. Cioè oggi c'era la presenza delle aziende che portavano avanti tutte le problematiche quotidiane che affrontano e tutto quello che sono i loro handicap per mandare avanti oggi le aziende. E la cosa, credo che il dialogo che innanzitutto deve scaturire da queste cose, cioè vedere quella che è la realtà dell'agricoltura oggi, sentire la viva voce dell'agricoltore, del produttore, delle sue esigenze, dei suoi problemi, di quello che è e deve essere il futuro dell'azienda e come deve essere condotto, e superare tutti questi problemi, discuterne direttamente col Ministro, dire a lui quello che è questa nostra quotidianità. E oggi credo che tutto questo è emerso, il Ministro ha recepito questi messaggi, il Ministro ha dato anche lui delle indicazioni precise, non solo lui ma anche altre figure. Una che mi ha un po' colpita in più è stato quando si parlava del prodotto nostro, del prodotto Made in Italy, di questo marchio di cui ne siamo orgogliosi, ma nello stesso tempo dobbiamo anche salvaguardarlo. Veniva sottolineato che le aziende oggi hanno la possibilità,
avendo questo riconoscimento di Made in Italy, proporsi ai mercati, e sottolineava gli Stati Uniti, dove alcune aziende portano una farina particolare che viene riconosciuta ad un prezzo del 30% in più del suo valore confronto a tutte le altre. Quindi il Made in Italy, diciamo, ripaga sì, però il problema di fondo non è tanto presentarsi col Made in Italy, pure noi ci presentiamo con il Made in Italy, con l'olio extravergine d'oliva, IGP olio di Calabria nei mercati mondiali anche a $20 se parliamo del mercato statunitense, però dobbiamo combattere con le falsificazioni del Made in Italy. Noi oggi questo è quello che dobbiamo salvaguardare e stare attenti, cioè dobbiamo combattere le falsificazioni del Made in Italy, perché rovinano il vero Made in Italy. Nella relazione svolta dal ricercatore nomisma Pantini, che ricordo l'avremo ospite il prossimo 10 luglio in una manifestazione importantissima che si svolgerà presso la Regione Calabria, sono emerse le criticità più importanti dell'agroalimentare italiano e lui ha fatto riferimento sia alle carenze infrastrutturali esistenti in Italia e al sud in particolare, carenze infrastrutturali sia fisiche sia digitali. Questo richiederà l'impegno degli imprenditori, dei produttori sicuramente, e di questo ne avrà fatto tesoro Agrinsieme, ma anche le istituzioni. Adesso oggi abbiamo sentito il Ministro, io penso che possa cadere ad hoc questa manifestazione che lei sta preparando per il 10 di luglio presso la Regione Calabria, poi per coinvolgere anche le regioni, nel nostro caso la Regione Calabria, perché noi purtroppo abbiamo anche delle infrastrutture particolari che dobbiamo valorizzare, come il porto di Gioia Tauro. La presenza, come lei citava, di Pantini ad una nostra manifestazione per la presentazione della IGP olio di Calabria presso la cittadella regionale sarà appunto una presenza importante quella di Pantini, perché è uno dei massimi esperti sia di mercati ma anche di quello che può essere la conduzione di un'azienda, cioè lo sviluppo delle aziende e di come devono presentarsi sui mercati, e con lui avremo modo di discutere su queste cose. Presentazione alla cittadella diventa importante perché ci sarà ovviamente... Ricordiamo il 10 luglio. Il 10 luglio ci sarà la presenza anche della parte istituzionale, cioè con il Presidente della nostra Regione, col quale dialogheremo su queste cose e al quale noi trasmetteremo anche quello che oggi abbiamo qui ascoltato. Questi nuovi sistemi di proporsi al di fuori del nostro territorio, della comunicazione di quanto sia importante investire sui trasporti, di quanta importanza sia sviluppare e incrementare quello che è il nostro porto di Gioia Tauro, un porto al centro del Mediterraneo, un porto in un punto strategico del Mediterraneo che tuttora non viene valorizzato per quello che è proprio il suo porsi in un luogo importantissimo per tutto il bacino mediterraneo e per l'Europa intera. E queste sono le cose che credo per noi diventano importanti, ma anche per sviluppare e avere un abbattimento dei costi sui trasporti che oggi qui abbiamo visto quando incidono e quando ci penalizzano. E qui chiudiamo la puntata di oggi. Dal suggestivo scenario dei Sassi di Matera diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata di A come Agricoltura.